E come spazi alla rubrica settimanale di Novis dal Mont. E viaggi in questo appuntamento di Novis dal Mont, culisse celebrazioni per 30 anni dalla morte di David Maria Turoldo, cominciati a Milan, centri fondamentali dell'attività del Frari Furlan. La Basilica di San Carli ha ospitato le serate Poesia e Rifare il Mondo, con testi di Turoldo e musiche dal pianista e compositore Domenico Clapasson, con l'attore Luciano Bertoli e l'accompagnamento dall'ensemble Soledad Sonora. L'organizzazione è stata data in carica all'Ente Friuli Palmont, in tun col centro di studi pari David Maria Turoldo di Coder, con l'Ordine dei Siervs di Marie e con il Fogolar Furlan di Milano. E la serata è stata trasmettuta in diretta su YouTube per permettere ai Furlans di tutto il mondo di partecipare. E allora vi dico un toccut. E presenza a Milan il presidente dell'Ente Friuli Palmont, Loris Basso, e il Cini di Udin Fontanini, che l'ha voluto dare ai Fogolars Furlans milanesi il sigillo della città di Udin. Però io ci tengo molto, ringrazio gli amici di Milano che con il costume caratteristico del nostro popolo testimoniano ancora la presenza qui in questa grande città, la città più importante dell'economia in Italia, ancora l'amore, il legame con il Friuli. E per questo io inviterei la Presidente del Fogolar Furlan, noi come amministrazione comunale, in questa sede, in una giornata importante dove ricordiamo padre Davide Maria Turoldo, abbiamo deciso di conferire al Fogolar Furlan di Milano il sigillo della città di Udine. Adesso leggo la motivazione che è scritta per Furlan, poi la tradurrò per chi non comprende la lingua friulana. È una sorpresa meravigliosa, non sapevo di questa cosa. Il Comune di Udine al conferis il sigillo de città al Fogolar Furlan di Milano per grand, costante e qualificato contributo offerto alla diffusione delle lingue, delle culture e dei valori e delle identità furlane e per il rapporto costante e sempre mantenuto dai suoi rappresentanti con la città di Udine e col Friuli. E di Milan si sposti in Argentina, dove il centro Furlan di Santa Fe ha ospitato un avvenimento per memoriare la giornata dell'immigrazione italiana, in cui i Fogolars, anche tante altre nazionalità di ogni parte del mondo, le adis dalla storia e dall'emigrazione. Per l'occasione è stata presentata la mostra personale di Zulma Molaro, pittore di Divignince Furlane, conosciuta per tutte, che ha riguardato la sua infanzia col nonno a Coder. Ieri anche i restanze dal Fogolar Furlan con la presidentessa Susanna Persello. E anche per usgnot alle dutte, vi saltone domani sera, sempre alle 9 mancul vince. Mandi e buone serate.